Buona giornata, benvenuti, bentrovati, appuntamento l'ultimo della settimana e siamo a venerdì, ci apprestiamo a vivere un altro weekend sui campi di calcio, di basket, di volley, sui campi naturalmente che seguiamo per quanto riguarda il nostro appuntamento dedicato a venetoglobe.com, la nostra e vostra web tv, ma l'appuntamento è anche sul digitale terrestre con il nostro giornaliero spazio dedicato al mondo dello sport attraverso Caffè TV 24 che potete vedere per Veneto e Friuli Venezia Giulia sul canale 95, ma ricordatevi che Caffè TV 24 è l'emittente del Nord Italia. Coppe calcio, cominciamo con l'Europa League, con la Roma che ha pareggiato 2-2 contro il Wolfsberger e passa il turno da seconda comunque del girone. La Lazio invece, l'altra romana, ha perso 2-0 a Rennes ed è fuori dall'Europa. Coppe anche nel basket con Milano che va a giocare contro Villeurbanne in trasferta per la 13ª giornata di Eurolega. Coppe anche per la pallavolo maschile con Civitanova vincente in Repubblica Ceca, ha vinto per 3-1 e continua l'ottimo momento che l'ha portata sul tetto del mondo, mentre Trento vince al tie break contro Fenerbahce. I Leoni del Benetton adesso hanno perso la prima gara della doppia sfida contro Lione per 28-0 al termine di una partita a senso unico per i francesi che ora sono attesi domani pomeriggio a Monigo alle ore 14 per il match di ritorno. Nel campionato di A1 femminile, stiamo parlando di volley, sempre Imoco al comando, a Perugia ieri sera contro la Bartoccini la formazione di Daniele Santarelli ha perduto per 3-2 al tie break ma rimane ugualmente in vetta al campionato. Sentiamo proprio il tecnico dell'Imoco, Daniele Santarelli. Una partita non bella, abbiamo faticato tantissimo in attacco contro una squadra che aveva bisogno di punti, abbiamo giocato non al massimo delle nostre potenzialità, spesso non siamo stati aggressivi, volevo una squadra che dimostrasse di volerla vincere questa partita, peccato perché eravamo riusciti a riprenderla nonostante fossimo sotto 2-1, ci siamo ritrovati 10-8 al tie break, da lì ci siamo spenti in una rotazione favorevole per noi, la P6, peccato, ora torneremo a Conegliano e dovremo lavorare ancora di più perché questo gruppo ha bisogno di crescere e queste ragazze hanno bisogno di giocare. Era stata sicuramente una Imoco 2, insomma, con 4 giovani del vivaio di San Donà portate in prima squadra da Daniele Santarelli che domenica giocherà in casa al Palaverde e dopo la partita o prima della partita, insomma, grandi festeggiamenti per quanto riguarda la Coppa del Mondo conquistata in Cina una settimana fa. Perde anche Novara, sempre per quanto riguarda il campionato di A1, poi poi possiamo lasciarla lì questa foto, perde anche Novara, vi dicevo, nel campionato di A1 femminile 3-1 contro Chieri, quindi la distanza rimane invariata tra Conegliano, anzi guadagna un punto tra Conegliano e Novara. Nella A3 di pallavolo maschile per il Motta di Livenza a Cuneo c'è stata un'altra sconfitta, adesso c'è possibilità di risalire la china con il derby veneto domenica contro l'Invent di San Donà, un derby veneto quindi come dicevo. Passiamo al calcio. Per la Serie A abbiamo un campionato interessantissimo con l'Inter che si è portata in testa a 38 punti, la Juve a 36, la Lazio a 33, queste le prime 3 del nostro campionato. Si inizia domani la nuova giornata con Brescia-Lecce, poi ci sarà Napoli-Parma e sarà la prima di Gattuso in panca sul Napoli e il derby della lanterna tra Genoa e Sampdoria. La Fiorentina intanto ha perso Ribéry che si opererà alla caviglia proprio già oggi o domani al massimo, ritorno per lui previsto a febbraio. Andiamo in Serie B dove le venete e le friulane si stanno comportando ottimamente in questo campionato, c'è sempre il Benevento di Pippo Inzaghi in testa alla classifica, ma Pordenone e Cittadella si sono avvicinate, sono lì a 25 punti in classifica, Chievo a 24, Venezia un pochino più giù, stasera intanto anticipo tra Chievo e Juve Stabia per iniziare una nuova giornata del campionato di Serie B. Serie B femminile con la Permac Vittorio Veneto che ha un turno quello prossimo in casa al Barison contro il Cesena. Andiamo nell'eccellenza direttamente
perché è un girone ed è un campionato che ci interessa da vicino, no? Perché seguiamo con le nostre telecamere le vicissitudini di Eclisse Carini Pivigina e in qualche frangente anche quello dell'Union QDP. Nel girone A intanto Giorgione pareggia e va pian pianino, ne approfitta la capolista Sona che allunga in testa, mentre il San Giorgio Sedico ne approfitta nell'altro girone, quello B, con 30 punti dopo la vittoria per 3-1 contro l'Istrana. Portogruaro secondo a 26 punti, Porto Mansuè raggiunto al terzo posto a 22 punti dalla Liventina di Vecchiato. Ricordo che il Porto Mansuè ha accasato un altro giocatore, Gallina, dal Montebelluna. San Donà a 19 punti, un po' la delusione, mentre per quanto riguarda le zone basse cerca di uscirne al più presto l'Eclisse Carini Pivigina, che giocherà sabato in anticipo contro l'Union Pro al D'Agostin di Pieve di Soligo. Sarà l'avversario, vi dicevo, di sabato prossimo alle 14:30 l'Union Pro che cercherà di bloccare la corsa di mister Della Bella. Per quanto riguarda i recuperi c'è non altro molto interessante, quello della prima categoria, dove anticipa la capolista Santa Lucia di Piave, anticipa in casa, qui si gioca a partire dalle 15:30 contro Refrontolo. Passiamo al basket, in Serie A2 femminile il Ponzano al Palacicogna contro l'Alpo che è al terzo posto in classifica. Dovrà farlo senza Filippo Campagnolo, coach che lascia la panchina di Ponzano, non è più lui il coach della squadra, arriva al suo posto Nicolas Zanco. Buon lavoro. In Serie B maschile invece la Ruker Sambe, dopo la sconfitta di Pavia, cerca di ritornare alla vittoria in casa sabato prossimo al Pala System di San Vendemiano contro la San Giorgese, che è la quart'ultima della classifica. Andiamo a Jesolo adesso, dove è iniziata in questi giorni la Youth League di Karate. Sul tatami del Pala Invent saranno di scena oggi tra l'altro gli junior maschile e femminile, eliminatorie kata, eliminatorie kumite, poi in serata ripescaggi e finali. Sentiamo la presentazione della manifestazione da parte dell'assessore Esterina Idro, assessore allo sport. Assolutamente un evento di questa portata, sicuramente numeri veramente importanti, un evento bello anche di alta qualità, ho visto organizzazione veramente di qualità. Diciamo Jesolo è veramente città del turismo e soprattutto città di eventi di turismo sportivo. Lo sport innanzitutto è veramente un veicolo fondamentale anche per unire tutto il mondo, qui abbiamo 65 nazioni, scusate se è poco. Lo ha sottolineato il sindaco, lo hanno sottolineato anche il presidente degli albergatori, diciamo che questo è un gran bel movimento che porta anche le famiglie. Sì, infatti è bello, positivo proprio perché riguarda i giovani, di conseguenza i giovani muovono non solo gli arbitri, tutto lo staff tecnico ma anche le loro famiglie. Abbiamo sicuramente un indotto di più di 10.000 persone per Jesolo per fine anno, per un fine dicembre veramente alla grande. Lo scoop che ci ha dato è quello che nel 2021 l'Youth sarà ancora qui. Confermiamo, per il 2021 ci sarà e ci saranno, mi permettiate, anche tantissimi gradi di eventi di portata mondiale. Quindi l'assessore che conferma nel 2020 e 2021 appunto il rinnovo di questa manifestazione, più altre manifestazioni sempre per il grande sport di Jesolo. Ora parliamo proprio nel dettaglio di queste gare con Kata e Kumite, ne abbiamo parlato con Luca Valdesi. Solitamente il primo giorno è quello più difficile, ma siamo riusciti a gestire 3.200 atleti, prima come controllo, adesso siamo partiti con la gara, le prime categorie sono già stasera, e da domani poi si continuerà, faremo il controllo per la restante parte, solo un 5% resta ancora da controllare, e le altre categorie di kata e di kumite. Parliamo un attimo di dati che ha già dato, 3.200 atleti, tanti arbitri perché servono per dirigere un tatami, servono parecchi arbitri. Almeno 12 perché bisogna gestire non soltanto gli arbitri che sono sopra la materassina che arbitrano, ma tutta la parte di controllo e di gestione proprio dell'incontro. Quindi siamo intorno a 100 arbitri, siamo riusciti a ottenere anche quest'altro record perché avere in una gara che non sia un mondiale o un campionato continentale 100 arbitri è veramente un bel risultato, vuol dire che il lavoro fatto negli anni passati è stato molto interessante e buono e ha trovato riscontro poi nell'apprezzamento da parte degli arbitri anche.
Si sono fatti lodi e complimenti per questo impianto perché permette 8 materassine. Sì, assolutamente, è uno dei pochi che permette di gestire 8 tatami contemporaneamente senza sacrificare gli spazi, ecco, mantenendo i criteri di sicurezza che serve fra un tatami e l'altro. Cosa c'è da spiegare per magari a chi non è addentro a questo sport, al karate e a questa disciplina? Beh, innanzitutto diciamo che ci troviamo all'interno di un circuito mondiale chiamato Youth League, un circuito di qualificazione olimpica per le prossime Olimpiadi giovanili del 2022. È diviso in 2 discipline, ci sono i kata che sono dei combattimenti immaginari, delle forme dove viene valutata la tecnica, la forma, l'estetica, la rapidità del gesto, e poi c'è il kumite che è il combattimento vero e proprio dove 2 atleti si scontrano uno contro l'altro mantenendo sempre i criteri di tecnica pulita, di pulizia tecnica e di controllo assoluto per l'incolumità di entrambi gli atleti. Volendo essere tifosi, l'Italia come è piazzata? Beh, l'Italia a livello giovanile fa sempre ottimi risultati. Questo è un campionato un po' anomalo perché, ripeto, non è mai successo di avere 3.200 partecipanti, quindi sarà dura per tutti, sarà dura per i favoriti, sarà dura per chi cerca di fare il colpaccio, sarà veramente una gara molto combattuta fino alla fine e noi ci auguriamo di portare qualche medaglia ovviamente come Italia. Chiaramente medaglie, e ci porta al discorso di Tokyo. Sì, ci porta nel 2020 a Tokyo, ma a maggior ragione, questo essendo un circuito giovanile, nel 2022 per l'Olimpiadi in Africa. Sì, esatto, l'Olimpiadi giovanile. Noi cominciamo a fare bene adesso per essere pronti poi quando servirà per la categoria. Buon lavoro. Grazie mille. Questo nel dettaglio la prima giornata, oggi c'è la seconda giornata. Beh, se non sapete cosa fare, insomma, Jesolo vi aspetta e vi offre di tutto oltre che il karate. A tutti voi buon weekend, ci risentiamo lunedì.